Allora, prima di continuare sui punti che avete sottoposto al Premier Renzi, vediamo un po' la domanda che è stata posta dal nostro telespettatore: abbassamento netto della tassazione al 30%, insomma più o meno quello che era stata la soglia proposta dalla Lega Nord, sì. E poi quindi alcune cose strutturali, l'uscita dall'euro, tornare alla lira, se secondo lei in un mercato Europa globale eccetera può essere utile, o se ci potrebbero essere per voi, che poi siete vocati anche all'export, perché poi molte imprese artigiane devono la propria uscita, se non uscita insomma dalla crisi, un processo di crescita proprio al fatto di avere un commercio con l'estero, quindi come la vede? Allora, cominciamo con la questione dell'export, che è l'ultima parte della sua domanda. Intanto il Veneto è una delle regioni più esportatrici e Treviso dentro il Veneto è una delle province che va meglio. Pensi che la provincia di Treviso da sola esporta più di tutta la Grecia messa insieme. E per quantificare questo dato noi esportiamo circa 10 miliardi all'anno e ne importiamo circa 6, quindi abbiamo un saldo molto positivo di 4 miliardi. Specificatamente i settori che più concorrono a fare questo dato positivo sono il settore della meccanica, soprattutto macchine di precisione, il legno e arredo che si sta riprendendo negli ultimi anni grazie anche alla capacità di vendere su mercati internazionali, gomma plastica, e questi sono i settori più importanti. La nostra operazione che dobbiamo fare è come riuscire a vendere ancora di più e a occupare nuovi mercati internazionali. Per fare questa operazione gli imprenditori non possono essere lasciati soli, ci devono essere delle politiche nazionali e regionali che ci aiutano in questa direzione, soprattutto organizzare bene le presenze dei nostri imprenditori nelle fiere internazionali che contano e soprattutto portare nelle imprese competenze professionali che aiutino l'imprenditore che sa produrre, sa fare, ma sulla questione delle esportazioni o è collegato direttamente alla casa madre, che è una grande impresa che commissiona lavori all'artigianato per poter poi vendere questi prodotti, oppure l'artigiano spesso da solo non ce la fa andare. Allora bisogna organizzare delle attività che consentano a costi contenuti agli imprenditori di rapportarsi direttamente con i futuri consumatori. E là ti rispondono, ci sono le camere di commercio che agiscono all'estero, l'imprenditore dice la camera di commercio non fa niente se per una grande impresa, però le imprese artigiane molte volte non hanno non ne godono insomma di questi benefici. E l'imprenditore quando dice che le camere di commercio possono fare poco ha ragione. In particolar modo con la riforma delle Camere di Commercio che stanno discutendo a livello parlamentare, praticamente le Camere di Commercio non avranno che pochissime risorse per fare tutte le attività di promozione economica. Immagini che la Camera di Commercio di Treviso, che si è fusa con quella di Belluno, che diventa in questo modo una delle Camere di Commercio più grandi d'Italia, oltre 120-130 mila imprese iscritte, se tutto va bene avrà dai 2 ai 3 milioni nel 2017 per promuovere il tessuto economico trevigiano, compresa l'esportazione. Cioè, sono cifre troppo piccole, bisogna che ci siano anche finanziamenti regionali e nazionali, perché qua veramente bisogna che qualcuno aiuti le imprese a piazzare i prodotti che sono molto qualificati, spesso delle imprese nostre che in questi 4-5 anni si sono qualificate facendo investimenti. Sì, allora questo è un aspetto. Sì. Su che cosa noi non riusciamo però ad essere competitivi sui mercati esteri? Non riusciamo anche perché la tassazione è alta e gli strumenti... qua arriviamo al discorso tassazione. Per esempio, l'ascoltatore dice 30% di abbattimento delle tasse. Noi abbiamo bisogno di lavorare su diversi punti per contenere costi e abbassare tasse. Per abbassare le tasse bisogna che si riduca l'area di evasione, che è troppo grande, prima operazione. E per noi gli evasori sono i principali nemici perché fanno la concorrenza sleale alle imprese che rispettano i contratti di lavoro, sono in regola con il fisco. Quindi l'area di evasione deve essere ridotta. 2, bisogna ridurre i costi che sopporta l'impresa. Abbiamo visto prima che paga i premi INAIL molto più forti rispetto ai servizi che riceve.
poi pagano l'IMU senza poterla detrarre al 100% perché è detraibile soltanto al 20%, poi hanno costi intollerabili della burocrazia e hanno costi intollerabili dell'energia. Se noi riduciamo l'evasione, portiamo a casa altre risorse, riduciamo la burocrazia, ridurre la burocrazia significa ridurre anche i costi, metteremmo le imprese nelle condizioni di fare più investimenti e creare più ricchezza. Però deve essere un intervento che facciamo su più versanti. Se diciamo riduciamo solo le tasse, aumentiamo l'indebitamento pubblico. L'obiettivo nostro è ridurre anche l'indebitamento pubblico. No, ma se già adesso c'è una lotta all'evasione, che poi per carità con le tasse così alte quelli che sono evasori secondo me se ne ben guardano da cercare di emergere in qualsiasi modo, però anche se ci fosse una diminuzione della tassazione, se non si sono riusciti a sgominare adesso che comunque vadono l'ira di Dio, figurarsi anche se poi si riescono a sgominare, oppure se questi vengono fuori spontaneamente dal non pagare niente al pagare anche relativamente poco. No, secondo me, visto lo spirito dell'Italia, è difficile andarli a far emergere. Sì, però diciamo che... Cioè, potrebbe essere uno stimolo per una persona che evade per sopravvivere, magari di base è onesta, però non credo che questi siano evasori di sopravvivenza, lo sono proprio di abitualità. La cifra, diciamo, credibile che è stata fornita da quelli che hanno fatto gli studi sull'evasione è che è di circa 150 miliardi all'anno. No, quindi sono cifre da paura. Dentro questa c'è una evasione di sopravvivenza come c'è in tutti gli altri paesi, non è che solo gli italiani facciano evasione. Però poi c'è il sommerso, c'è l'illegale. Quindi. Allora, se noi sommiamo ai 150 miliardi di evasione un'economia criminale che vale circa 65 miliardi all'anno, diciamo che ci sono oltre 200 miliardi sui quali intervenire da parte dello Stato che deve garantire la legalità, perché a noi non ci interessa soltanto uno Stato che fa norme per abbassare le tasse, per rendere il paese più giusto e più moderno. Bisogna che lui garantisca, che lo Stato garantisca la legalità, e tutti quelli che fanno le evasioni o le economie criminali sono quelli che sparano col fucile ai loro colleghi imprenditori che rispettano le regole, fanno la concorrenza sleale. Quindi ribadire che in questo territorio c'è la piena legalità significa mettere fuori gioco i concorrenti sleali e dare più potenzialità a quelli che hanno idee innovative e che hanno voglia di fare investimenti. Quindi per voi sarebbe un'azione comunque utile. Le banche non perdono i soldi, non falliscono, vengono fatte fallire con manovre calcolate per far pagare ai risparmiatori prestiti non più recuperabili. Cioè le banche, diciamo, hanno prestato soldi a chi non dovevano, ma spesso questi soldi prestati sono stati prestati agli amici degli amici e non sono stati prestati agli imprenditori per fare investimenti in innovazione tecnologica, imprenditori che avevano anche le condizioni per ritornarli indietro questi prestiti. Allora il problema è di qualità dei consigli di amministrazione, di regole e di controlli delle attività delle banche, ma soprattutto di strumenti che aiutino a prestare soldi a chi potenzialmente te li può tornare indietro. Quindi sulla questione delle banche il governo ha fatto 3-4 cose interessanti. Prima ha fatto la riforma delle banche popolari. Prima uno votava non con un sistema una testa un voto. Adesso si vota in base al patrimonio che tu possiedi. Certo. Già questo ti dà una prima garanzia. Secondo, ha messo dei controlli e degli indicatori per quanto riguarda, diciamo, le banche che patrimonio devono avere e come deve essere vigilato. La cosa che ha fatto per le banche popolari l'ha fatta in parte anche per il credito cooperativo, perché nel nostro territorio, ma a livello nazionale, non sono stati soltanto grandi sofferenze delle popolari, ma ci sono stati problemi anche per il credito cooperativo, che è stato in una gran parte commissariato, anche in provincia di Treviso. Quindi qua bisogna
ristrutturare tutto il sistema del credito, abbiamo avviato il percorso, però adesso bisogna accelerarlo. Assolutamente accelerato, questa è una cosa importante. Ecco, relativamente al discorso che lei mi faceva prima, delle richieste un po' che avete fatto sempre al Premier Renzi, avevamo elencato intanto 4-5 punti, Sì. Su cos'altro avete puntato? E dopo mi allaccio anche un'altra domanda. Sì, allora, una delle cose che abbiamo chiesto è anche quello, insieme alla riduzione di premi INAIL, di togliere le tasse, io le dico improprie, dalle bollette dell'energia elettrica. Noi paghiamo l'energia elettrica, diciamo, dipende se si viene utilizzata in bassa tensione o in media tensione, dal 25% al 35% in più rispetto ai nostri concorrenti europei. Che incide molto su questo non è il costo puro dell'energia che in questi anni è calato, ma sono tutte le tasse indirette che vengono messe. Allora vogliamo un percorso ravvicinato per togliere dai costi delle tariffe delle energie elettriche tutte quelle tassazioni che non c'entrano, cominciando da chi usa l'energia a bassa tensione. Quelli che usano energia a bassa tensione sono soprattutto gli artigiani, i piccoli commercianti, che concorrono alle entrate, diciamo, di chi eroga energia con 5 miliardi sui 15 miliardi di introiti. Quindi cominciamo da quelli che la pagano in più. Dovrebbero rinunciare a una bella fetta di tasse. Esatto, noi abbiamo questi che consumano, che pagano un terzo dell'energia, che la pagano al 35% in più, mentre abbiamo, diciamo, i 2/3 che compongono i 15 miliardi delle entrate che la pagano il 25% in più. Tutti e due pagano in più, però cominciamo a ridurre da quelli piccoli, che è insopportabile che un'impresa piccola paghi l'energia molto molto più cara della media grande impresa. Chiaro. Mi rifaceva un po' il discorso della burocrazia, che è comunque opprimente, stringente. Il viaggio del Premier Renzi nella zona della Marca non è casuale, Sì. Stiamo parlando, non dico campagna elettorale, però insomma campagna referendaria in atto, per cui si sta giocando un po' tante carte, se non tutte le proprie carte. E una di queste è dire: se voi votate per la riforma costituzionale, a seguito di un accentramento, perché poi questo andrà fatto dei poteri a Roma, ci sarà meno burocrazia. Sì. Ci credete a questo? Diciamo, a parte che la semplificazione della burocrazia si può fare anche senza riforme istituzionali, perché oggi, se il Parlamento vuole, se il Governo vuole, si può disboscare molto della burocrazia che costa qualche decina di miliardi alle imprese. E le cose da fare subito sono le operazioni che riguardano, diciamo, le semplificazioni. Io non posso passare da 25 enti istituti per avere un'autorizzazione. L'idea sulla quale noi abbiamo lanciato e che si tratta di lavorare ulteriormente è quella di dire: per la gran parte delle cose che vengono autorizzate oggi dalla burocrazia devono passare sull'autocertificazione dell'imprenditore o del cittadino. La burocrazia va a controllare se l'autodichiarazione che lui ha fatto corrisponde a verità oppure no. Quindi invertire l'operazione. Non che la burocrazia ci autorizzi, ma noi con l'autocertificazione iniziamo a lavorare e loro vengono a controllarci se abbiamo dichiarato la verità oppure no. Nel caso non abbiamo dichiarato, o gli imprenditori non abbiano dichiarato la verità, vanno sanzionati pesantemente. Facendo questa operazione noi risparmieremo un'infinità di tempi e un'infinità di soldi. Questa è la filosofia che abbiamo proposto al Premier. Per quanto riguarda invece le riforme istituzionali, cosa ha detto? Su queste cose qua, che ha un gruppo di lavoro che sta lavorando e anche lui è convinto che prosegue troppo lentamente rispetto ai risultati da ottenere. Allora, noi abbiamo qua rilanciato un'altra ipotesi, abbiamo detto: siccome in provincia di Treviso abbiamo istituzioni virtuose, perché abbiamo una parte consistente di comuni che funzionano bene, una parte consistente dei servizi erogati dall'ex provincia che funzionano bene, una parte di servizi erogati o quasi tutti quelli erogati dalla Camera di Commercio che funzionano bene. Complessivamente funzionava bene anche l'INAIL e l'INPS, però sono stati ridotti in modo incredibile nella pianta organica e
cominciano a diventare un problema per le imprese. Ma abbiamo detto, avendo tutte queste opportunità, perché non facciamo di Treviso un laboratorio nel quale si sperimentano le soluzioni di semplificazione fiscale? Noi siamo qua disponibili con competenze e con istituzioni che funzionano. Se facciamo delle cose che vanno bene per Treviso, possono essere poi generalizzate su tutta Italia. Su questa roba qua mi scrivo questo appunto, ecco, per dire, no? Ma però anche lui è cosciente, perché l'impresa deve avere meno costi. Tu puoi fare questa operazione abbassando le tasse o abbassando i costi dei servizi e della burocrazia, perché se noi ci fa risparmiare sul 35% dell'energia elettrica, ci fa risparmiare qualche migliaio di euro anno di burocrazia, siamo super contenti. Lui non utilizza soldi e noi abbassiamo i costi. L'operazione è quella di mandare avanti con forza le riforme che non costano. Infatti. E quella della burocrazia è una riforma che non costa. Allora, torniamo. Sì, non costa, però poi rende delle persone che ci lavorano nella burocrazia nulla facenti, e questi sono la categoria degli intoccabili. Torniamo su questi aspetti dopo la pubblicità, tra poco. Sì.